Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono uscita un po', sono venuta a fare una passeggiata perché in questa cucina oggi c'è quell'aria un po' vissuta, quell'aria della mia infanzia che è data dall'odore del fritto. Siamo in periodo di carnevale e mai come in questo periodo io posso mettere nei miei dolci, nelle mie preparazioni, quei ricordi di bambina che sempre mi fanno sorridere. Sto preparando infatti i classici dolci di carnevale, sto tirando la sfoglia sottile per i crostoli, ma sto preparando anche un impasto diverso per le favette che in casa mia venivano chiamati i fain, perché la mia famiglia è di origine mantovana e quindi la flessione dialettale era un po' diversa rispetto a quella che è conosciuta qui in provincia di Rovigo. Ma sto preparando anche i tortelli che a casa mia venivano preparati secondo le esigenze di noi bambini con condimenti diversi. Infatti preparerò i tortelli con la cioccolata o meglio con il budino, ma ci saranno anche i tortelli con la marmellata o i tortelli con la mostarda e le briciole di biscotti secchi. Sto preparando però anche per voi, per le nostre consegne da asporto o da ritirare a domicilio, anche la nostra pasta fresca come i bigoli che serviamo con il ragù di corte o della pasta ripiena condita con la crema di formaggio e le noci. Le carni per questo fine settimana saranno un brasato di manzo alla birra agricola e alle verdure oppure il pollo della nostra corte con il ripieno e le patate arrosto. Se siete interessati a gustare le nostre proposte settimanali, vi invito a contattarci attraverso i recapiti che troverete nelle nostre pagine social o nelle pagine del nostro sito. Vi aspetto e vado a friggere. Ciao!